È mercoledì 15 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano e da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora oggi avremo tanto di cui parlare e soprattutto cominceremo con la rivoluzione di Papa Francesco e poi ancora la musica con Sciara e torneremo a occuparci di Caro Voli. Ma intanto cominciamo con le notizie, con la storia di Fortunato, il bimbo conteso da due mamme, quella biologica che l'ha abbandonato alla nascita e quella affidataria che per 3 anni lo ha cresciuto. I genitori affidatari adesso temono di perdere il bimbo. Sentiamo. C'erano una volta una mamma e un papà che non dormivano mai. Quella che sentite è la voce di Mamma Miele, la donna che da 3 anni è diventata la mamma di Vittorio Fortunato, il bimbo che venne abbandonato appena nato a novembre del 2020 a Ragusa e che adesso il Tribunale dei minori di Catania sta per far tornare dalla madre biologica. È l'inizio di una storia che un giorno ti racconterò e che scrivo adesso, nel cuore della notte, distesa sul divano con te che dormi sul mio cuore. In questa storia ci sono dolori che si intrecciano tra la Sicilia e Roma e vite in sospeso. In questa storia c'è la vita di un bambino sopravvissuto al primo abbandono grazie al cuore di una coppia che lo prese in affido preadottivo e adesso in procinto di vivere una seconda separazione da quella stessa coppia che lui, a 3 anni compiuti, chiama mamma e papà. Una separazione che può diventare trauma irreparabile, ma che per i giudici sembra essere il bene del bambino. Il caso ha toccato il cuore di migliaia di persone, per la precisione più di 21.000 che in 8 giorni hanno firmato la petizione online sul portale change.org per far rimanere Vittorio Fortunato con Mamma Miele, nome di fantasia usato dalla madre che lo ha ricevuto in affido preadottivo il 14 gennaio 2021 dal Tribunale per i minorenni di Catania, quando il piccolo aveva 2 mesi. Le cronache del novembre 2020 raccontano che la mamma biologica partorì il bambino da sola, in casa, a Modica, aveva nascosto la gravidanza. Poi chiamò il padre biologico, un macellaio di Ragusa con il quale non conviveva, pur avendo un'altra figlia insieme. Il macellaio prese il fagottino, lo portò da Modica a Ragusa e lo abbandonò vicino ai cassonetti, dentro un sacchetto di plastica, chiamando le forze dell'ordine e fingendo di averlo ritrovato. Per quel reato l'uomo è stato condannato a 2 anni, ancora sotto processo invece la madre biologica. A giugno del 2021 la Corte d'Appello di Catania revoca l'adottabilità del bambino, ma secondo l'articolo 21 della legge 184 del 1983 l'adottabilità non può essere revocata nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo. In mezzo alle carte dei tribunali ci sono la vita di una madre biologica che ha espresso troppo tardi la volontà di riavere indietro suo figlio, che poteva anche morire dentro quel sacchetto di plastica, la vita di una madre affidataria a Roma che da 3 anni vive cuore a cuore con il suo bambino e soprattutto la vita di Vittorio Fortunato, che non è un pacco postale, ma un essere umano che ha formato la sua anima e la sua personalità in una casa di Roma, dalla quale entro il 28 dicembre dovrebbe per sempre allontanarsi. La cronaca: 100 carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania su richiesta della DDA nei confronti di 19 persone. Sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi. Il blitz è in corso nel quartiere Borgata a Siracusa. Ci sono nuovi particolari. L'organizzazione trafficava in cocaina, crack, hashish e marijuana, che operava nel quartiere Santa Lucia, come abbiamo detto, e dalle indagini del nucleo investigativo che è coordinato dalla direzione investigativa antimafia di Catania, il gruppo, che si avvaleva del carisma criminale dei suoi promotori, si sarebbe imposto anche attraverso delle azioni violente. La droga sarebbe arrivata dalla Calabria. Secondo gli investigatori il gruppo avrebbe sostenuto economicamente i consociati in carcere e le loro famiglie. Altri particolari chiaramente nel corso della giornata, nel corso dei nostri telegiornali. Adesso, sempre in tema di droga, una donna a capo di un'organizzazione ad Avola che spacciava nelle piazze più importanti. L'operazione Mater Familias ha permesso alla polizia di azzerare un'importante piazza di spaccio, come dicevamo, ad Avola.
Gestiva tutto lei, la mater familias. La 34enne curava tutto nei minimi dettagli. In alcuni casi si occupava anche del trasporto, dell'occultamento e del rifornimento della droga. La piazza di spaccio di via Miramare ad Avola era la sua roccaforte. Si riscontrava la presenza di più di 180 assuntori per giorno per ingenti ricavi. Sono 9 i destinatari della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa. In 7 sono finiti in carcere, un minore in comunità. Tutto era gestito in famiglia, suoceri, cognati, ma anche figli minorenni. Erano proprio i più giovani a trasportare la droga. Da tutta la provincia arrivavano qui per acquistare cocaina, hashish o marijuana. La modalità take away fruttava alla piazza migliaia di euro al giorno. Erano pronti anche agli imprevisti. Se le forze dell'ordine avessero sequestrato droga, il grossista di fiducia li avrebbe riforniti con una cessione a credito. Grazie all'elevato rapporto fiduciario che era tra fornitore e la mater familias, si poteva andare ad acquistare lo stupefacente a credito di modo da ripianare le eventuali perdite e andare a compensare i passivi. L'organizzazione quindi era pronta a tutto, nulla era lasciato al caso per quella che consideravano un'impresa che adesso la Polizia di Stato ha smantellato, sequestrando anche droga e soldi. Ancora a cronaca, andiamo alle agenzie, una tragedia all'ospedale San Giovanni di Dio, siamo ad Agrigento dove ha perso la vita un pensionato 73enne. Moglie e figli, ritenendo che sia stato vittima di un presunto caso di malasanità, hanno presentato una denuncia ai carabinieri, la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta disponendo anche il sequestro della salma per procedere ad autopsia e l'acquisizione delle cartelle cliniche dell'anziano. Altri aggiornamenti nel corso della mattinata su altre notizie, adesso però andiamo da Emanuela per la rassegna stampa, cominciamo con i fatti regionali. Sì, partiamo allora dal primo quotidiano che andiamo a vedere, la Sicilia di oggi. Intanto nel taglio alto subito il calcio, Serie C, il tecnico Lucarelli lancia la sfida, Catania possiamo lottare per vincere, voglio la Serie B. Tra l'altro Lucarelli che tu hai incontrato proprio ieri e quindi insomma le premesse... È tornato, ci ha detto, per finire un lavoro che ha iniziato qualche anno fa. Adesso punta a completare quell'iter. Bene, andiamo a vedere invece quali sono le principali notizie. Intanto giunta Schifani, tra insufficienze e secchioni. A un anno dall'insediamento la Sicilia dà i voti al presidente della regione e anche ai suoi 12 assessori. Tra un po' vedremo i commenti e cosa hanno fatto in questi primi i voti esatto, allora. Esatto, come a scuola le pagelle. E poi Verde Speranza, oggi il convegno sulla Sicilia Green Forum, in redazione con il ministro Pichetto. Questo è appunto per quanto riguarda il giornale, il quotidiano La Sicilia. Le energie rinnovabili, traino per l'isola, autorizzazioni più snelle per lo sviluppo. Scontro aperto tra Salvini che limita lo sciopero e CGIL e UIL che insistono e disertano. L'incontro, questo lo vedremo meglio con la stampa nazionale, mentre invece per quanto riguarda sempre la nostra regione, i dati di Banca Italia, in Sicilia la crescita frena. Sono industria e servizi i settori più danneggiati. Il blitz a Pozzallo, sgominata la banda che gestiva i piccoli cantieri, il pizzo per entrare Pozzallo, il racket dei lavori edili al cimitero. Il caso di questa PM che è stata sospesa, abusi impuniti, erano abusi su minori, su bambini, abusi impuniti, sospesa questa PM di Palermo. Nel napoletano invece violenza di gruppo su compagno di scuola. La manovra correttiva all'ARS, ieri è stata una giornata abbastanza turbolenta per quanto riguarda il nostro Parlamento regionale, non passa alla fine la norma salva ineleggibili su cui ha battuto molto proprio la Sicilia e scontro sulle mancette trasversali. C'erano 4 deputati in ballo che attraverso questa norma, loro erano stati accusati di ineleggibilità per una serie di ruoli che rivestivano nel momento in cui sono stati eletti, però è decaduta questa possibilità, ecco, di salvarsi dalla decadenza. Andiamo a vedere questi voti che oggi
da il collega Mario Barresi appunto sulla Sicilia a Schifani e ai suoi. Quindi Schifani e i suoi 12 apostoli. Intanto vediamo il voto per il presidente, che è un 6+. Perché accordo con lo Stato, un successo storico, rifiuti e incendi invece flop, quindi una sufficienza appena risicata. E ancora c'è un altro commento, ecco, 50 sfumature di grigio, vediamo in calce. Poi Nuccia Albano, più che figlia di boss, questa è la polemica che negli ultimi tempi insomma è venuta fuori, e sin troppo nonna, debole nel dossier famiglia e politiche del lavoro, quindi il voto è 5. Si trova ai blocchi di partenza, secondo la Sicilia. Elvira Amata, invece, assessore al turismo, resistente e zelante dal clima di sospetti alla piena autonomia. 6,5. Lei, appunto, turismo, promossa, sport, diciamo, promossa. Con una sufficienza promossa, piena. Innovazione nella tradizione. Ecco. Poi Alessandro Aricò, invece, lontano dai riflettori, ma sempre operativo. La gaffe sul Carovoli e gli danno un 7-, lui è l'assessore infrastrutture e mobilità. Ne parleremo stamattina di Carovoli. Esatto. Poi Luca Sammartino, a quanto pare, è quello che emerge, che spicca con il voto più alto, perché ottiene un 7. Al lavoro senza soste, sua l'unica riforma, ora istinto Abbata, è vicepresidente agricoltura, sviluppo rurale e pesca, questo è il suo assessorato. Poi Roberto Di Mauro, invece, energia e servizi, pubblica utilità, prende un 6, freno su fotovoltaico e termovalorizzatori, polizza anti-Cuffaro. Marco Falcone, l'assessore all'economia, 6,5, mette i conti in ordine, gelo con il presidente, manovra, la vera sfida. Andrea Messina per le autonomie locali, il DC che fa i compiti in mano tesa ai sindaci, lacune sui contratti, 6+. 6+ anche per Elena Pagana, invece per territorio e ambiente, profilo troppo basso, scrive la Sicilia, tempestiva sulla commissione tecnico-scientifica, in affanno invece sui roghi, che è stato uno dei più gravi problemi che abbiamo, che anche il governo ha fronteggiato soprattutto nei mesi estivi. Poi c'è Francesco Scarpinato, 4,5, lui è ai beni culturali e identità siciliana, ma prima ricordiamo che era l'assessore al turismo, poi c'è stato in corso d'opera questo cambio con Elvira Amata. Da Cannes alla GAF su Scateno è ticket ma stomaco di ferro. Edita Maio alle attività produttive, studioso, infaticabile, palermocentrico, ma serve più qualità, 7-. Ancora Mimmo Turano, istruzione e formazione professionale, 5,5, l'ansia del rimpasto, formazione a metà sulla scuola, si difende. E poi c'è Giovanna Volo, l'assessore alla salute, che prende un 4,5, assente sin dall'inizio. È il voto più basso? Il voto più basso, sì. Assente sin dall'inizio e poi commissariata, delusione di Renato, per lei insomma anche un ruolo non facilissimo, però il voto, diciamo che la Sicilia è stata così, ecco, molto critica. Ha colto evidentemente delle lacune. E poi dicevamo l'Ars cancella la norma salva ineleggibili, bagarre sull'elenco di mancette ai comuni, una seduta tormentata dall'ipotesi di fondi alla riscrittura di questo maxi emendamento. Continuiamo con la Sicilia, ma con la pagina di Catania, vediamo servizi digitali e innovazione per una città più vivibile e sicura, una Catania smart e sostenibile possibile dai servizi pubblici alla mobilità. E la fotonotizia, occhio al vulcano, perché l'Etna è al centro adesso della questione. Intanto archiviati i fenomeni parossistici dei giorni scorsi, adesso si pensa ad organizzare nei dettagli il piano neve, nella speranza appunto che possa arrivare prima o poi questa neve. Ecco, c'è già la cura dei dettagli, in prefettura riunione operativa per pianificare preventivamente le operazioni di intervento. Attenzione riposta pure su procedure organizzative, risorse umane e mezzi da utilizzare anche per liberare le strade. Quindi ci si organizza in vista di quella che dovrebbe essere la stagione invernale. Invernale, dovrebbe. Utilizziamo il condizionale perché purtroppo dal punto di vista climatico abbiamo poche certezze. Andiamo a vedere un altro quotidiano. Repubblica Palermo. Ecco, lasciamo perdere la politica, si torna a parlare del tredicenne che
Purtroppo si è tolto la vita. Addio amico fragile, l'ultimo saluto appunto a questo bambino, ragazzino, ai funerali dello studente suicida, con l'ombra del bullismo, lacrime, sgomento e tanti perché. Don Salvatore e gli insegnanti si chiedono cosa non abbiamo capito. E poi interviene anche lo psicologo Paolo Crepè, che dice: i ragazzi sono soli, nessuno li educa alla vita. Quindi forse bisogna anche riflettere su questo, su troppi bambini, ragazzini che vengono lasciati soli in un mondo molto complesso e molto complicato, soprattutto anche attraverso questa vita, diciamo, virtuale, i social e quant'altro. E poi il caso, vediamo anche questa foto a centropagina, è il murale del migrante che sogna, che è stato cancellato da Lampedusa. A quanto pare che sia stato direttamente un isolano che dopo tutti questi sbarchi per protesta, insomma, abbia cancellato questo simbolo dell'accoglienza, ecco, diciamo così. La polemica a Palermo: chi taglia la carne ai bimbi e battaglia delle mense tra scuole e comune. Vediamo tra poco di cosa si tratta. Leggiamo ancora: affido alla coppia gay, giudice se non firma mi nega la felicità. Una storia che viene raccontata direttamente da questa ragazzina che è stata affidata ad una coppia gay, ed è la ragazzina stessa che fa un appello al giudice, che vuole essere adottata, essere riconosciuta finalmente, perché lei appunto dice di essere felice con questi due papà adottivi. Ma intanto lacrime, rabbia e tanti perché. Folla di giovani al funerale del 13enne morto suicida, pagina 2. Non ci sono parole, dice il parroco dei Rotoli, che ha officiato le esequie senza voler indossare i paramenti viola. Nella foto vediamo appunto la scuola del 13enne e poi ancora vediamo qualche immagine qui del funerale e tra due pagine appunto di Repubblica. L'intervista a Paolo Crepè, appunto, che dice: i nostri ragazzi sono soli, nessuno li educa alla vita. Quel ragazzino che si è tolto la vita non è l'eccezione. Per uno che quell'atto lo ha compiuto, ce ne sono 1000 che lo hanno pensato. È una, diciamo, una forte denuncia quella di Crepè. Ieri ne abbiamo parlato comunque di mattina proprio di questo tema. Dicevamo la battaglia, cambiamo argomento, la battaglia delle mense tra le scuole e il comune su chi taglia la carne ai bambini, perché carne da tagliare e pesce da sfilettare, questo è quello che è sulla tavola dei bambini appunto nelle mense scolastiche, ma manca il personale che appunto aiuta questi bambini che fra l'altro sono nutrirsi. anche piuttosto piccoli e quindi è complicato. Esatto. Magari lasceranno il pranzo, no? Non lo consumeranno perché non possono farlo. Esatto, e poi la ditta che ha vinto l'appalto, leggo qui, non ce l'ha nel contratto, quindi per l'assessorato spetta agli istituti. Cioè quindi servirebbe qualcuno della scuola a questo punto, questa figura che possa aiutare i bambini a mangiare. Ecco. È un loro diritto, mi pare sacrosanto. Assolutamente sì. Il dossier: alloggi fatiscenti, affitti in nero spingono alla fuga dall'università. Tra gli studenti siciliani la percentuale più alta di chi non ha un contratto di locazione, da qui la voglia di mollare. Vediamo invece il Giornale di Sicilia, che apre con questa maratona all'Ars, lite tra liti e inciuci. In aula la maggioranza si divide, salta la sanatoria per i 4 deputati col seggio a rischio. Sui 400 microfinanziamenti ora si cerca una formula che eviti la figuraccia bipartisan. Regge invece la proposta della norma che abroga il divieto di realizzare impianti per i rifiuti a meno di 3 chilometri dai centri abitati. E questa apertura la troviamo anche sulla Gazzetta del Sud. Anche qui si mette in primo piano quello che accade appunto all'Ars. Schiaffo degli alleati a Fratelli d'Italia, bloccata la norma che salvava 3 deputati di Fratelli d'Italia col seggio a rischio in assemblea. L'asse Cuffaro-San Martino frena la legge, fondi ai comuni. Oggi, giornata decisiva, ci sarà il voto. Grazie per questo primo segmento di rassegna stampa, quello dedicato ai fatti regionali. Noi ci fermiamo appena qualche momento e poi torniamo sempre con
Emanuela Corsi per approfondire invece i temi che stamattina campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, generalisti e anche politici. A fra poco. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia con un aggiornamento, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa dove nel giro di 26 ore sono approdate 1202 persone. Si tratta di 394 migranti sbarcati solo durante la notte, 6 barconi con a bordo da 35 a 136 persone, soccorsi anche dalle motovedette della Capitaneria, Guardia di Finanza e anche assetto svedese Frontex. Ieri sull'isola c'erano stati 19 approdi per un totale di 903 persone. Al momento l'hotspot di Lampedusa ospita 1430 migranti e su disposizione della prefettura di Agrigento, d'intesa anche con il Viminale, 230 lasceranno l'isola in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Una situazione in evoluzione perché ci sono ancora altri sbarchi, le agenzie battono adesso ancora arrivi, altri 169 sono praticamente approdati nelle ultimissime ore a Lampedusa. Torniamo di nuovo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale. Sì, oggi non si parla di sbarchi, anche perché appunto sono notizie queste freschissime, queste che ci hai raccontato Angelo, ma si parla molto di questo sciopero di domani, questo sciopero organizzato dalla CGIL e dalla UIL, ma soprattutto il governo, la posizione di Salvini che va allo scontro. Partiamo da Repubblica. Salvini va allo scontro muro contro muro con CGIL e UIL appunto sullo sciopero. Il vice premier impone la precettazione. Landini dice atto gravissimo, la Meloni resta in silenzio e Giorgetti si smarca. Astenersi dal lavoro è legittimo. I tecnici del Parlamento criticano la manovra. E poi B-roll, l'Italia attenta a investire nel gas, il futuro è l'idrogeno. Il punto, se il fine è solo politico, qui vediamo Maurizio Landini della CGIL in questa foto, e poi il caso, le sinistre radicali a rischio di estinzione. Questa è tutta, diciamo, nella parte alta di Repubblica. Ma invece andiamo a vedere la fotonotizia in prima pagina di oggi, che è dedicata ad un campione italiano del tennis e lo vediamo anche in altre prime pagine, Jannik Sinner che fa l'impresa, leggiamo: e doma il mostro Djokovic, il campione italiano numero 4 al mondo, ha battuto il numero 1 appunto Djokovic agli ATP Finals di Torino. Ed è la prima volta che Sinner riesce in questa impresa. Adesso diciamo nel bilancio personale stanno 3-1, 3 vittorie per Djokovic, una per Sinner. Chissà, magari forse abbiamo trovato il futuro numero 1, ce l'auguriamo, no? Un numero 1 italiano forse sia, non è una cosa facile. In questo momento siamo andati indietro di moltissimi anni ai tempi di Panatta, che ha eguagliato quello che sta facendo Sinner. Poi Crosetto, forze armate da rifare, una riserva pronta a mobilitarsi, l'audizione in Parlamento, tutto da rifare, leggiamo, il mondo è cambiato e le forze armate italiane vanno rivoluzionate da cima a fondo. Il ministro Crosetto lo ha detto in Parlamento, se non ci fosse stata la guerra in Ucraina non ci saremmo posti il problema, oggi bisogna tornare a prepararsi per il peggiore scenario possibile, con più fondi per la difesa, perché il 2% del PIL fissato dalla NATO è soltanto il punto di partenza. Andiamo a vedere altre notizie che invece arrivano dall'estero. Intanto Casabianca, accordo possibile per gli ostaggi in mano ad Hamas. Ora ci vuole un piano di pace, vertice Biden-Xi Jinping, un antidoto ai conflitti. E poi Mosca. Grazia, il killer della Politkovskaja, un'ingiustizia. Anna Politkovskaja era una giornalista che si occupava di inchieste proprio sulla scomode contro il regime russo. Lei ha parlato di casi di corruzione ed è morta nel 2006. Adesso appunto arriva questa grazia per il killer dal Cremlino.
Andiamo a vedere all'interno intanto la notizia del giorno, scatta la precettazione, Salvini dimezza lo sciopero di CGIL e UIL, strappo con i sindacati, ridotta a 4 ore la protesta per treni, metro e bus, Giorgetti conciliante, mobilitazione legittima, Landini, atto politico gravissimo, dalla Premier un silenzio assordante. Resta in piedi l'astensione dal lavoro di 8 ore per il pubblico impiego, poste, scuole, multe se i sindacati andranno allo scontro. Il retroscena, vediamo il gelo di Meloni per i toni del leghista che infiammano la piazza anti-manovra. La scelta della Premier, non esporsi per non dare troppo peso alle sortite della sua vice, stiamo parlando chiaramente del ministro Salvini. Nella maggioranza si parla di un intervento del Quirinale per frenare gli eccessi verbali, ma il Colle nega. Vediamo questi punti, i sindacati contro la manovra, lo sciopero generale appunto dopodomani, venerdì 17 è stato convocato da CGIL e UIL, uno sciopero generale contro la manovra, al centro della protesta salari, pensioni, fisco, welfare e salute. Poi le categorie coinvolte sono tantissime, dai trasporti al pubblico impiego, scuole, igiene ambientale, nettezza urbana, lavanderie industriali e Ma il nodo poste. del contendere mi pare che siano i trasporti. È lì che il ministro Salvini ha voluto fare questo suo intervento. E infatti vediamo appunto il terzo punto, i trasporti. È in corso lo scontro più duro, il ministro ha deciso di precettare i lavoratori che si potranno astenere soltanto per 4 ore, quindi dicevamo riduzione, anzi è stato dimezzato in realtà proprio lo sciopero per questa categoria. Andiamo invece al Corriere della Sera e anche qui sciopero e scontro totale, Salvini precetta i lavoratori, stop di 4 ore, CGIL e UIL avanti con la protesta. Landini e Bombardieri disertano intanto l'incontro al Ministero, Giorgetti, possibile ritocco al ribasso del PIL. Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, la guerra a Gaza, ostaggi si tratta, Biden è ottimista. I palestinesi invece stufi di Hamas, questo per quanto riguarda la striscia. Oggi c'è un'intervista sul Corriere dell'Ishline che dice la destra frena il paese, più risorse per la sanità. Anche qui vediamo a centropagina la foto di Sinner, le finals a Torino, superato per la prima volta il numero 1 del mondo, Sinner una notte da maestro, sconfitto il tabù Djokovic. Vediamo altre notizie, Madri Arcobaleno, IPM sui bambini, decida la consulta a Padova. Mamme Arcobaleno, la procura di Padova cambia orientamento e chiede che a occuparsi della questione sia la Corte Costituzionale. Svolta giudiziaria sul caso che fino ad ora ha visto contrapporsi IPM al Comune Veneto che iscrive all'anagrafe i figli appunto concepiti all'estero con 2 mamme. Ancora però la consulta si vede costretta in qualche modo a intervenire, non dico a legiferare, però a cercare di dare una soluzione a quello che probabilmente il nostro Parlamento non riesce a fare, cioè a chiarire in maniera, esatto, nei limiti chiaramente della legge. Poi Putin dà la grazia a un condannato per l'omicidio della Politkovskaja, si è arruolato in Ucraina. Vediamo all'interno Salvini che precetta i trasporti, leggiamo sciopero e lite con Landini, per dopodomani il ministro impone di ridurre l'agitazione a 4 ore, il leader della CGIL chiede l'intervento invece della Meloni. E poi quando e come si fermeranno treni, bus e metro, il caso di Milano, niente stop per ATM. Questo sempre all'interno del Corriere. Ancora l'intervista, la garante Bellocchi, troppi settori esclusi per definirlo generale. Le proteste del venerdì, avviata un'istruttoria. La garante Bellocchi, applico le regole, quanto clamore.
Cambiamo adesso il quotidiano, andiamo a vedere la stampa di oggi, anche qui insomma è l'apertura un po' di tutti i quotidiani, che Salvini dimezza lo sciopero, rabbia di Landini, andiamo avanti, ultimatum dell'Unione Europea a Roma, 2 mesi per mettersi in regola invece per la questione dei balneari che è rimasta sospesa, le famose concessioni appunto ai balneari. Il ministro astensione di 4 ore, la garante, adesso servono norme più stringenti invece per chi protesta. Gli Stati Uniti nel taglio alto, vicina alla liberazione degli ostaggi, l'assedio israeliano agli ospedali di Gaza, fossa comune a Al-Shifa, scontro tra i diplomatici statunitensi e Netanyahu. Mosca libera il killer di Politkovskaja. Iran, la Nobel Narges in agonia, in carcere invece. Qui vediamo appunto le foto di queste 2 donne. C'è un'inchiesta oggi sulla stampa. Vediamo qui l'Italia che non riesce a pagarsi il dentista. A quanto pare andare dal dentista è ormai diventato quasi un lusso per gli italiani e sono sempre di più quelli che cercano di evitare e che comunque non evitano le cure. Purtroppo questo è un dato che al di là del dentista noi riscontriamo anche nella sanità in generale. Purtroppo sempre più persone evitano di curarsi proprio perché non hanno le possibilità economiche per poterlo fare. Anche qui Padova, il caso di Padova, mamme arcobaleno decida la consulta. Vediamo il Giornale. La stretta di Salvini, vediamo come la racconta oggi un po' il Giornale. Landini diserta il vertice, il ministro precetta sciopero braccio di ferro. E poi invece per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, sulla trattativa piomba il video di un altro ostaggio ucciso da Hamas. Abbiamo il tempo credo per un'ultima prima pagina. E allora vediamo Avvenire, ecco, Avvenire che torna a parlare anche di un'altra guerra, di cui si parla poco purtroppo perché c'è un altro conflitto che è scoppiato successivamente, l'Ucraina dimenticata, l'Unione Europea ancora in ritardo nei programmi di sostegno, la NATO ammette la situazione è difficile, le storie, Kiev rischia di perdere il controllo di Izium già devastata e ora anche l'avvento divide i 2 fronti. Con l'inverno alle porte sta aumentando la pressione russa, così come avvenne lo scorso anno, solo ieri 2 missili e 9 droni kamikaze. Grazie Emanuela, torneremo sulle notizie dai quotidiani fra non molto, intanto noi ci fermiamo e poi subito dopo questa sosta il primo dei nostri ospiti della mattinata, parleremo della rivoluzione di Papa Francesco nella Chiesa. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sul nostro territorio, solo un po' di variabilità potrà ancora insistere sui rilievi appenninici e sul basso Tirreno, ma senza particolari conseguenze. Sulla Sicilia ampi spazi di cielo sereno, qualche nuvola di tanto in tanto ma senza precipitazioni, la ventilazione a tratti sostenuta con mari localmente mossi e in particolar modo al largo. Temperature massime in lieve ripresa, con valori infatti che riusciranno anche a sfiorare i 23-24 gradi. Nella giornata di giovedì ancora sole prevalente ma con aumento della copertura nuvolosa in serata, preludio di un peggioramento per le regioni centro-meridionali nel corso della giornata di venerdì per il sopraggiungere di una nuova perturbazione. La ventilazione ancora sostenuta con mari localmente mossi e in particolar modo al largo. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Dettagli maggiori ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Allora, lo avete sentito tutti i giorni su Antenna Sicilia, prima del TG, delle 13 e poi delle 13.30 ovviamente, quindi alle 13 e alle 19.30 prima del telegiornale delle 20. Buongiorno a Don Vittorio Rocca, buongiorno, grazie per essere con noi, è docente di teologia morale, viene dalla diocesi di Acireale. Stamattina proviamo a dare un po' di, insomma, spiegare che cosa sta succedendo
la rivoluzione comunque complessiva di Papa Francesco, perché grazie anche evidentemente non solo a lui ma anche al Dicastero per la dottrina della fede, che indirizza poi chiaramente quelle che sono diciamo, le indicazioni che arrivano dalla Chiesa, controfirmate da Papa Francesco, poi c'è una rivoluzione culturale, una rivoluzione che arriva intanto con due fatti nuovi, sui gay e sui trans. A proposito dei trans, potranno ricevere il battesimo alle medesime condizioni degli altri fedeli. Che cosa significa tutto questo? Ci vuole spiegare? Perché di fatto poi insomma, sono dei fedeli a tutti gli effetti. Certamente. Quello che sta portando avanti Papa Francesco è una idea di Chiesa come casa aperta a tutti, quindi una casa accogliente, una Chiesa che vuole camminare con tutti. E allora nel caso dei cristiani transessuali, ad esempio, il sostantivo vale più dell'aggettivo. E quindi si vede anzitutto la volontà di ogni persona di compiere un cammino di fede, a prescindere dalla situazione in cui si trova. E questa è la grande novità. Cioè, finora forse si era molto attenti alle regole, e quindi le regole in qualche maniera venivano prima dell'attenzione alle persone. Con Papa Francesco, una cosa che già ormai è da più di 10 anni, ce ne siamo accorti, l'attenzione si sposta sulle persone, e quindi ogni persona, proprio perché persona, è accolta per quella che è, e quindi anche con le sue fatiche. Perché, continua sempre il Papa, nessuno di noi è perfetto, e quindi ognuno ha diritto a compiere un proprio cammino e ad essere accompagnato in questo cammino. L'avevamo già visto, ad esempio, già con i divorziati risposati, e adesso ecco, questa attenzione anche a chi non è diciamo così, regolare, no? Dove appunto questa accezione di regolare ormai non si sa bene che cosa sia. È un'attenzione realistica a ciò che sta accadendo nella nostra storia. Contestualmente è arrivato anche il via libera ai padrini omosessuali. Qui forse qualche paletto diciamo, c'è, perché questo via libera riguarda le persone che conducono però una vita conforme alla fede. Sì, in questo senso. Ma è la stessa situazione che si richiede a ciascuno, perché anche se uno è eterosessuale ma non vive in conformità della fede, non potrebbe fare da padrino. Ecco appunto, ribadisco quello che ho già detto, è l'attenzione alla persona. È chiaro che se ci sono delle situazioni che non permettono di compiere bene questo cammino, allora lì bisogna essere più cauti, bisogna essere più prudenti. Il compito del parroco diventa allora qua importante, cioè saper discernere chi è la persona che si trova davanti. Se quella persona davvero vuole compiere un cammino, e allora anche lì si può cogliere qual è lo spirito. Se al contrario, ma questo ripeto a prescindere dalla condizione sessuale, se al contrario una persona non ha intenzione di compiere un cammino di fede, allora meglio che non faccia il padrino. Vorrei tornare un attimo ai transessuali, perché possono anche essere testimoni di nozze, perché la risposta dell'ex Sant'Uffizio è che non c'è nulla nella vigente, quella che è diciamo, la codificazione, la legislazione canonica, che impedisca comunque, che dice c'è un impedimento a che questa figura non possa essere testimone diciamo, di nozze. Sì, anche qui è proprio un'apertura davvero a 360 gradi, per cui si fa presente che ognuno può appartenere alla Chiesa, e quindi sempre però ovviamente con quell'attenzione di chi vuole far parte della Chiesa, perché se uno non vuol far parte della Chiesa, allora non è neanche forse opportuno che faccia da testimone di nozze, perché stiamo parlando poi sempre di un sacramento, no? E quindi se c'è l'attenzione da parte della persona, allora non c'è nessun motivo per cui quella persona non possa far parte.
Vorrei concludere questo segmento parlando anche dei figli delle coppie, di coppie gay. Stamattina sui giornali, grazie a Emanuela, abbiamo visto che adesso i giudici chiedono l'intervento della consulta per dirimere alcune questioni, cioè se possono essere registrati o non registrati nel registro dell'ufficio civile, dell'anagrafe. Si aspetta questo da un punto di vista dell'ordinamento normale, quello che utilizziamo noi per la nostra vita. Però c'è da dire che si parla anche dei figli di coppie gay, se possono ricevere il sacramento del battesimo oppure no. C'è l'apertura anche assolutamente sì. Anzitutto perché come dire, i bambini non hanno nessun tipo di, di responsabilità e quindi come principio non si può certamente precludere. Per chi è credente il battesimo è una grazia, non è semplicemente un fatto di anagrafe, no? E quindi nessuno può bloccarla questa grazia. La Chiesa però ovviamente vuole una garanzia che poi questi bambini vengano educati nella fede, perché il sacramento non è un fatto di magia, poi occorre anche tutto un cammino educativo. Allora, se c'è questa garanzia non c'è nessun motivo per cui il battesimo non debba essere dato. Io personalmente conosco anche delle persone omosessuali che sono persone splendide, quindi non c'è assolutamente nessun giudizio morale. Perché prima di Papa Francesco nessuno ha mai posto la questione? Perché lei appunto diceva adesso c'è l'attenzione verso la persona, però credo che quello sia alla base comunque anche di quello che una delle missioni della Chiesa, sì, cioè stare accanto alle persone e con tutte le loro fragilità ovviamente. Sì, anche prima ovviamente c'era un'attenzione alle persone, certo, ma col Papa Francesco questo è diventato, come dire, un fatto di principio non solo teorico, ma anche di prassi. Ecco, mancava questo anello di congiunzione, cioè far diventare prassi, far diventare, noi diciamo, pastorale, questa attenzione alle persone. Mentre appunto prima ci si fermava di più su un fatto oggettivo, per cui oggettivamente ci sono delle persone che sono, chiamiamole fuori regola, e allora per queste persone non possiamo fare nulla se non dire pazienza, la vostra situazione è questa, però non sentitevi lo stesso esclusi, no? Adesso invece c'è un'attenzione alle persone, però faccio notare che questo non era soltanto nella Chiesa, era comune nella società, sì, cioè era una società che era molto più trincerata più sui ipocrita principi, forse anche. E forse anche più ipocrita come conseguenza, però c'era più un'attenzione ai doveri, ai principi. Però quindi il messaggio che parte dalla Chiesa secondo me ha un valore ancora più forte nella società, perché se la Chiesa comunque apre verso una determinata direzione, automaticamente un po' la società deve anche accettarla. È vero, soprattutto perché oggi la nostra umanità è una umanità molto ferita. C'è tanta sofferenza, c'è tanto disagio e quindi il segnale è proprio questo che diceva lei, cioè se la Chiesa vuole essere una casa aperta a tutti, allora significa che dobbiamo fare della nostra società una società ancora più accogliente. Don Rocca, c'è una questione che vorremmo cercare di capire con lei, quello del battesimo, torno sul battesimo. Sì. Perché ci sono forse regole diverse, fra virgolette, dico io, perché ad Acireale è possibile battezzare i bimbi con un padrino e una madrina, la diocesi di Catania credo che questo non lo permetta più, credo sia sempre legato però al discorso che prima faceva lei, cioè bisogna accertare se questo bambino che viene seguito dal padrino o dalla madrina viene seguito in maniera corretta su quello che è il cammino che deve poi intraprendere. È vero, perché la questione dei padrini e delle madrine è una questione delicata, perché per fare da padrino e da madrina occorrono alcune condizioni, occorre che ci siano alcuni criteri e quindi i parroci sono andati sempre più in difficoltà e in crisi, perché praticamente tra le persone separate, divorziate o altro diventava sempre più difficile individuare queste figure.
E allora in alcune diocesi, come Catania, hanno deciso in maniera, diciamo così, cautelativa di sospendere. Non è stata eliminata, è stata sospesa per alcuni anni per vedere un attimino che cosa succede. Altre diocesi, come la mia di Acireale, invece abbiamo tenuto questo ruolo, perché crediamo che sia ancora oggi un ruolo importante. È un ruolo importante il padrino e la madrina, perché appunto fanno da accompagnatori, oltre ai genitori, fanno da accompagnatori. Bisogna essere forse meno rigidi nelle condizioni, bisognerà appunto, se già credo che questa scelta che è stata fatta dal Dicastero è una scelta che indica anche un metodo. Cioè state attenti a fare in modo che non ci si fermi su alcune regole, che non diventino così stringenti da non lasciare più spazio per respirare, ma date la possibilità anche appunto che ci siano altre persone che accompagnino. Sono comunque scelte in ogni caso sempre pastorali, quindi qua non si tratta di cose diciamo così dogmatiche, per cui sono così e non cambiano. Oggi è così, domani potrebbe essere in un altro modo. Grazie a Don Vittorio Rocca per essere stato stamattina con noi, per averci in qualche modo illustrato il cammino della Chiesa in quello che è il nuovo mondo, no? Perché c'è questa apertura anche da un punto di vista dell'approccio alla comunicazione e anche all'interdisciplinarità, no? Perché non si parla soltanto di teologia, ma si parla anche di cose di vita quotidiana. Questo è il cammino intrapreso da Papa Francesco e quindi della Chiesa del 2023, diciamo dei nostri giorni. Grazie, ne parleremo, avremo modo ancora di affrontare questi temi. Noi ci fermiamo, subito dopo però cambiamo assolutamente tema, perché passeremo veramente dal sacro, non dico al profano, però parleremo di musica e parleremo di attività artistiche. A fra pochissimo. Rieccoci a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso parliamo di musica e non solo, ne parliamo con Eliana Esposito, in arte oggi sciara, oggi cantante. In passato? In passato ho cominciato la mia carriera artistica come attrice, poi c'è stata un'evoluzione? C'è stata un'evoluzione, ho cominciato a scrivere i testi teatrali, poi ho cominciato a fare le regie dei miei spettacoli, poi... Quindi poliedrica a tutto tondo, no? Però la mia curiosità stamattina è capire perché Eliana si definisce l'artista sconosciuta, capire il perché di questa autodefinizione, perché non sono gli altri. Ieri, da domani non lo sarà più. Cioè, c'è stato un motivo per cui è scattata questa... Diciamo, allora, c'è stato un momento che durante, diciamo, la pausa del Covid, ecco, sì. Durante quella pausa là ho cominciato a scrivere canzoni, perché è stato in quel periodo lì che ho cominciato a scrivere. Allora le volevo pubblicare, però non mi andava di ripresentarmi allo stesso modo, quindi ho creato il canale Artista Sconosciuta e quindi non si vede il mio viso. Ho pubblicato la prima canzone così in maniera, diciamo, anonima. Ti vediamo in studio con una chitarra, magari dopo ci farai sentire, speriamo, qualcosa, però la curiosità mia, credo anche di Emanuele e di chi ci segue da casa, c'è questo tuo nuovo singolo che si intitola Infinitu Presenti, è una sorta di elogio anche al dialetto siciliano, che cos'è? Un tempo di un verbo, un modo di un verbo, un infinito presente, no? Però in siciliano. Da cosa scaturisce questo titolo particolare? Beh, il titolo proprio è, diciamo, proprio racchiude tutti i significati della canzone. Io preferisco lasciare libera l'interpretazione, perché ovviamente, essendo l'autrice, se dico io che cosa significa per me, incanalo tutti in quella direzione. Invece
ho scoperto dai feedback degli amici, di chi l'ha ascoltata, che veramente si offre a più interpretazioni, quindi mi piace lasciare libero. Però c'è la scelta di una lingua, che è il siciliano, perché il siciliano è una lingua a tutti gli effetti. Quella diciamo che è la causa della mia vita, la mia terra, le mie tradizioni, la mia lingua, le mie radici. Ma la scelta del dialetto perché? Perché si riesce a esprimere meglio magari determinati sentimenti, perché magari si riesce a comunicare in maniera più diretta? Sicuramente questo è vero, io dico sempre che il siciliano, che è una lingua, una signora lingua, ed è la mia madrelingua, è la lingua, la mia anima parla in siciliano, dico sempre questo, quindi sicuramente è quella che esprime meglio le emozioni, ma c'è anche un desiderio di rilanciarla, perché purtroppo le nuove generazioni stanno un po' perdendo, anche un po' a causa dei genitori che cercano sempre di non parlare in siciliano con i loro figli. Una volta però si usava. È giusto conoscere il dialetto, anche perché il dialetto in qualche modo ti lega sempre a quelle che sono le tue origini. Ignazio Buttitta diceva che un popolo può perdere, può rimanere senza cibo, può rimanere senza soldi, può perdere tutto, in qualche modo se la caverà sempre, ma se perde la lingua è destinato a morire, perché la lingua è proprio l'identità di un popolo, quindi... Ma come mai Sciara il nome d'arte? Beh, sempre legato ovviamente alla mia terra, poi sono legata a questo nome perché è sempre il nickname che ho utilizzato sempre in tutti i social e in tutte le occasioni, quindi Sciara, come a Sciara di Letna, un fuoco. Il fuoco, infatti. Per questo progetto, questo tuo nuovo progetto, questo diciamo musicale, hai coinvolto anche comunque diversi artisti, musicisti, professionisti, tutti siciliani. Certo, rigorosamente quindi c'è questa sicilianità che ritorna, perché magari alcune sfumature che con la tua musica vuoi trasmettere, nell'essere poi eseguite magari da uno che sta al pianoforte, da un musicista, non ci riesce, c'è questo anche, perché che non è siciliano, attenzione. Sì, ovviamente mi piace coinvolgere tutte persone di qui, del posto, anche per, insomma, siamo sempre esterofili, quindi un po' di amore, di collaborazione anche tra noi è importante. Ci sono dei temi intimi in questo Infinito Presente, c'è un rapporto anche forse con il divino? Sì, assolutamente. È qualcosa di interiore che viene poi diciamo manifestata. Sì, anche parlo del silenzio, che all'inizio il silenzio in qualche modo ti fa male, ti brucia, però poi ti costringe in qualche modo a rivedere quel silenzio che prima ha ucciso magari parti del tuo ego in realtà, e quindi brucia per quello. Poi in realtà ti accorgi che voci da muri. Si dice che il silenzio sia la voce di Dio, quindi nel silenzio ci ritroviamo. C'è profondità anche nel silenzio, devo dire. Io volevo sentire, abbiamo sentito prima, stiamo vedendo anche la clip, però qualcosa, se riusciamo, abbiamo un paio di minuti dal vivo, vediamo se riusciamo a sentire questa chitarra. Vediamo, perché ho il microfono messo in una posizione. Vediamo se ci danno l'ok dalla regia, possiamo penso farlo. Visto che in questi giorni non piove, c'è bisogno di pioggia, io farei una cosa, un inno alla pioggia, dai canti antichi tradizionali dei campi. Signoruzzo, chiuviti, calarvuleddi, su morti risiti, e mannatini una buona, senza lampi, senza trona, e mannatini una buona, senza lampi e senza trona. Occhi d'incielo sazia la terra, funti chinari pietà, i nostri lacrimi posano in terra e te ne fa la carità.
tradizione ovviamente è una... ci sono le radici proprio della tradizione siciliana. Sì, sì. Si sente, si avverte. E io voglio che si senta, che venga è il mio trasmesso. desiderio. Ma dal teatro alla musica, com'è stato questo passaggio? Beh, la musica ha sempre fatto parte della mia vita, sia prima del teatro, ma anche durante, ovviamente, in tutto l'arco della mia carriera, anche perché a teatro si canta, abbiamo fatto musical e poi ho sempre girato con una dedica a Fabrizio De André, con un concerto omaggio a Fabrizio De André, come ero una dei cantanti solisti, quindi quello, diciamo, la musica ha sempre fatto parte. Prima di salutarci, che cosa stai preparando? Magari c'è qualcosa di imminente che ci puoi raccontare, che ci puoi anticipare? Beh, il prossimo singolo che sarà lanciato riguarda, diciamo, è già andato un po', qualche volta si è visto, però sarà rielaborato con una nuova, con un nuovo arrangiamento e racconterà la vera storia dell'unità d'Italia. Quindi insomma c'è anche la storia, adesso anche la storia, e quindi ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a Liana Esposito, in arte Sciara. In bocca al lupo, ci fermiamo ancora e ci ritroviamo fra pochissimo per parlare di nuovo, per l'ennesima volta, ma il tema è davvero di quelli più sentiti, di Caro Voli. A fra poco, restate con noi. Torniamo a parlare di Caro Voli e per questo ci colleghiamo in diretta con Palermo, dove c'è Marco Gulac, che non è da solo. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buongiorno Emanuela. Sono con l'onorevole José Marano del Movimento 5 Stelle, lei con il suo movimento, ma soprattutto anche a tutela dei tanti siciliani, sta portando avanti una battaglia contro questo Caro Voli, che ha ingaggiato ovviamente, come ben sappiamo, come è ben noto, anche la regione Sicilia, però forse, a detta anche dell'onorevole appunto qui presente, con un pizzico di ritardo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi ci occupiamo della vicenda già dalla scorsa legislatura. Quando ci siamo insediati lo scorso anno, io ho chiesto varie interlocuzioni, no, col governo, ho fatto richieste di audizioni in commissione per poter affrontare uno dei tanti problemi che sicuramente attanaglia la Sicilia e i siciliani. Sì, oggi arriviamo in ritardo perché in questo anno sicuramente si poteva costruire qualcosa di strutturale, perché il problema c'è oggi e ci sarà nei prossimi anni, così come c'è stato in passato. Oggi la Regione interviene. Io in questi giorni ho fatto delle precisazioni rispetto al tema, perché la Regione ha parlato di una sua iniziativa, ma di fatto la Regione doveva adeguarsi rispetto a quello che era un decreto interministeriale di settembre di quest'anno e definire modalità e criteri per questo contributo dallo Stato, dal Governo nazionale. Tra l'altro questo capitolo è stato istituito nella legge di bilancio del 2022 proprio dal Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo chiaramente rivendicato quello che è una battaglia che abbiamo portato anche al Governo nazionale. Onorevole Marano, le chiedo scusa se la interrompo, però a prescindere dalle battaglie che vengono portate avanti dai singoli partiti, da un governo di un colore piuttosto che di un altro colore, ora qui il problema fondamentale, mi pare, insomma, quello che vorrei sottolineare io è questo riconoscimento della insularità alla nostra regione, che anche se è stato così approvato, anche inserito in Costituzione, di fatto poi non produce quelli che sono i frutti sperati, cioè la continuità territoriale che tutti ci auspichiamo, non riusciamo ad ottenerla. Qual è il motivo? Qual è la questione per cui la Sicilia, mentre in Sardegna tutto sommato qualche cosa riescono ad averlo, sono più distanti sicuramente rispetto al continente, alla terraferma, ma noi perché non riusciamo a fare valere queste nostre ragioni? Beh, io credo che
questo appunto è un tema che va affrontato con serietà e ci vuole tempo. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica e non si possono risolvere questioni, diciamo, tali che in un giorno o 2 giorni, o con degli interventi in emergenza, perché oggi è stato un intervento in emergenza, in effetti quello assolutamente sì, la regione si è adeguata, speriamo che vada tutto bene, visto che l'1 dicembre in teoria dovrebbero partire queste scontistiche. Siamo ancora al decreto esplorativo, perché hanno pubblicato appunto un decreto esplorativo per per vedere quali sono le compagnie aeree che aderiranno. Noi chiaramente speriamo che vada in porto questa cosa, al di là di tutto, perché a noi interessa che i siciliani possano viaggiare e non essere isolati in quanto isolani. Rispetto alla continuità territoriale, al tema dell'insularità, sono temi che vanno affrontati ai tavoli giusti, quindi ovviamente un presidente della regione, un governo deve andare a Roma, deve sedersi con chi di competenza e affrontare il tema chiaramente a livello nazionale. È chiaro che se rimaniamo qui a Palermo, nei nostri palazzi, ben poco si risolve. È un tema che va affrontato con serietà, non si può non programmare, non pianificare e agire solamente per avere lo sconto sui biglietti per 13 mesi. Tra l'altro i biglietti sono comunque alti. Assolutamente sì, infatti volevo assolutamente intervenire in merito, dando anche una sorta di assist all'onorevole Marano, perché chi ha fatto comunque il biglietto per tornare in Sicilia in prossimità delle festività natalizie e lo ha fatto magari a novembre o a ottobre, c'è una tabella che tra l'altro abbiamo preparato anche nei giorni scorsi con la collaborazione di Edoardo Sergi, una tabella che appunto raffigura i prezzi più alti. Ad esempio c'è un Bologna-Catania, se non sbaglio, 340 euro, una cifra assolutamente folle in questo momento. Sì, il punto, dico, ora c'è un problema di fondo, cioè non può la Sicilia essere penalizzata con tratte e voli a questi prezzi. Io anche l'altra volta cercando appunto biglietti aerei ho trovato anche a 390 una sola tratta, cioè per venire in Sicilia. Questo è un problema che danneggia tutti, danneggia la nostra economia, i nostri operatori, i nostri hotel, la nostra ricettività, i nostri ristoranti, cioè penalizza tutto. Quindi è un problema che va risolto chiaramente di fondo, fondamentalmente. Non possiamo. Ma come si fa? Chiedo scusa, onorevole, lei dice bisogna sedersi ai tavoli giusti, eccetera, eccetera. Una volta che però l'inghippo dov'è? Perché se il Parlamento nei 2 rami ha votato questa insularità, cosa manca alla esecutività di questa norma? Mancano dei decreti attuativi, mancano dei regolamenti, che cosa manca? Perché, voglio dire, se il Parlamento dice sì, bisogna assicurare la continuità territoriale e poi di fatto cosa manca? Una legge? Perché non si fa questa legge? Chi la deve fare questa legge? Cioè, veniamo in maniera proprio sintetica anche e in maniera esplicativa, perché se un Parlamento si pronuncia in un certo modo, adesso che la responsabilità sarà del governo che deve forse applicare i decreti attuativi di questo provvedimento. Che cosa succede? Deve andare il governatore Schifani a chiedere che venga fatta la legge in termini brevi, per dire, ecco. Il governatore Schifani, l'ho detto, deve sedersi, deve andare a Roma e definire quello che c'è da fare. Una volta che le leggi si approvano, chiaramente poi bisogna renderle concrete con tutti quelli che sono. Quindi praticamente abbiamo l'insularità riconosciuta dalla Costituzione, ma non ci sono le norme per poter fare sì che questa insularità diventi una realtà. Ecco. Tra l'altro anche l'onorevole aveva proposto qualcosa di importante nei giorni scorsi, proprio di sedersi ad un tavolo con le compagnie, quindi con coloro che poi insomma attuano questi prezzi. A me non risulta che in questo anno, a parte gli annunci, ma non lo faccio perché se ci fosse stato qualcosa di tangibile saremmo qui tutti quanti contenti e felici, perché da cittadini siciliani, ma a me non risulta che in questo anno ci sia stato qualcosa di concreto fatto, a parte l'istituzione di un osservatorio regionale che istituito dal presidente Schifani a dicembre dello scorso anno, che si è riunito soltanto 2 volte, se vi leggete i verbali. Ma ci sono degli esposti, io non voglio fare adesso l'avvocato del governatore, ma ci sono degli esposti all'antitrust da parte del governatore Schifani su questo caro prezzo. Questo lo possiamo anche, diciamo, dire. Certo, prima del governatore Schifani, se non ricordo male, ho capito, però l'associazione dei consumatori anche aveva fatto è stato reiterato, voglio dire. Si è intervenuto. Sì, no, dico, voglio dire, questi provvedimenti però mi pare che non stiano portando
a risultati concreti. Diciamo che non basta fare gli esposti, un presidente della regione può fare ben altro che magari un esposto lo può fare chiunque. Allora, insomma, dovrebbe essere molto pratico e pragmatico. Esatto, bisogna essere pragmatici e risolvere i problemi della gente. Io vi chiedo scusa, però stamattina siamo un po' di corsa, dobbiamo correre. Ci vuole aggiungere in 30 secondi qualche altra iniziativa, l'onorevole Marano? Così andiamo a chiudere questo segmento. Bisogna intervenire in Sicilia sicuramente istituendo un capitolo che si occupi di problemi di insularità e continuità territoriale. Facciamo le finanziarie, possiamo mettere i soldi in finanziaria. La scorsa finanziaria, per esempio, avevo depositato un emendamento di 100 milioni per poter avvalere sui fondi europei, per poter intervenire sul tema. Non è stato approvato. Quindi se si vogliono fare le cose, si approvano e si portano avanti. Ci sarà una finanziaria a breve, quindi vediamo cosa succederà in finanziaria. Sicuramente non mancherà a noi fare delle proposte. Speriamo che si possa lavorare tutti insieme, governo, maggioranza, opposizioni, perché chiaramente quando si parla degli interessi dei siciliani non c'è, come diceva poc'anzi lei, sono colori politici. Ha ragione, grazie onorevole Marano per questo suo intervento, grazie anche a Marco Gullà per essere stato con noi questa mattina. Adesso l'almanacco del giorno e ci ritroviamo fra poco per parlare anche di stelle. Non sopportate di vedere le superfici segnate da quelle fastidiose macchie d'acqua? Che sia il piano di induzione o il lavello, ho la soluzione che può fare al caso vostro. Basta mescolare aceto bianco e succo di limone. Applicate la soluzione sulla superficie interessata. Lasciate agire per alcuni minuti e quindi pulite con un panno morbido. Le macchie spariranno e la superficie tornerà splendente. Secondo uno studio tedesco, per far passare il mal di testa bisognerebbe spalmare sulla fronte dell'olio di menta piperita. Infatti si è dimostrato efficace, addirittura quanto il paracetamolo nell'alleviare il dolore. Devo provare. Quando in qualche situazione si tende a strafare, in inglese si usa l'espressione running into the ground, letteralmente traducibile con correndo nel terreno. Si può rendere in italiano con esagerare. Sappiamo qualcosa in più da un punto di vista, diciamo, anche dei detti inglesi rispetto a quello che ci appartiene poi più direttamente, e adesso con Marco, buongiorno, Marco Amato, buongiorno, il suo caffè? Buongiorno. Buongiorno. Stamattina parliamo di una attrice italiana che sta facendo cose importanti, perché al botteghino sta ottenendo successi, direi, finanziari e economici strepitosi. Parliamo di Paola Cortellesi e la sua nuova fatica, ed è di lei che stamattina il nostro Marco ci parla. Esatto, è proprio la bravissima Paola, simpaticissima, carina, discreta, brava, preparata, competente, versatile, ce l'ha dimostrato in tanti anni di TV per come riesce ad adattarsi a tutti i tipi di situazione. Questa è stata una prova registica, la prima sua, in cui non solo è attrice ma è anche regista e autrice. Questo suo film, E c'è ancora domani, ecco, l'ha letteralmente consegnata all'Olimpo della cinematografia italiana, un successo senza precedenti, ha letteralmente sbancato al botteghino, ma non solo, la pioggia di consensi e di critiche positive nel suo film sono state assolutamente immani. Bravissima Paola, anche perché ha riportato un soffio di antichità cinematografica della tradizione italiana in uno scorcio assolutamente delicato. Vi faccio notare che è un film in bianco e nero, volutamente tale, e che il 90% dei primi piani sono proprio tutti dedicati a lei, e che si riesce a girare praticamente in degli spazi che sono assolutamente minimali. Quindi bravissima, perché con una minima spesa ha ottenuto una massima resa artistica.
costumistica, di fotografia recitativa, è soprattutto un gran bel film che contiene un messaggio assolutamente femminista, teso e proteso a fare uscire da qualunque gabbia mentale la percezione proprio del femminile. Bravissima Paola, ma tentiamo di capire perché le stelle hanno benedetto questo successo baciandola in fronte in maniera fortunata. Paola è una Sagittario, segno dell'ottimismo, della positività, della sperimentazione e della guarigione. I Sagittari sono sempre degli ottimisti, assolutamente. È proprio Mercurio. È da un po' che vi dico che Mercurio in Sagittario nella comunicazione ne avrebbe combinato delle belle. È da un paio di settimane che è in Sagittario, segno appunto della nostra Paola Cortellesi, per cui la comunicazione, i media e tutto quello che ha a che fare con la comunicazione visiva e di massa è assolutamente fortunato per questo segno zodiacale, ma non solo. Questa configurazione tenderà sempre di più a aumentare, quindi i record di Paola sono sicuro che saranno anche premiati e acclamati ancora maggiormente. Chiaramente, come sempre vi dico, quando va bene i segni di fuoco, quelli un pochino più in difficoltà sono quelli di acqua, ma non è del tutto vero nei termini in cui ci sono ancora pianeti in Scorpione. Questa è l'ultima settimana in cui i pianeti transiteranno in Scorpione, dalla prossima già avremo dei grandi cambiamenti. Piuttosto ancora, Ariete e Leone sono sempre messi là che cercano un obiettivo affettivo, l'Ariete, mentre il Leone riorganizza ancora per l'ennesima volta con le quadrature in Scorpione un lavoro che diventa sempre un pochino più snervante. Gli Acqua, Pesci, Cancro e Scorpione sono concentrati sul lavoro, moltissimo i Pesci sull'affettività e gli obiettivi creativi, lo Scorpione. Il Cancro va un po' in confusione con questi indici zodiacali, proprio perché deve capire bene cosa vuole fare di se stesso e del suo rapporto. Gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario un po' più scanzonati e anche un po' sornioni, più creativo l'Acquario, mentre invece i Gemelli devono affrontare qualche diatriba in termini gestionali in famiglia e o al lavoro. Bilancia, baciata da Venere, torna di nuovo ad amare, quindi chi ha in mente una bilancia che la corteggi pure. I Terra un pochino più in difficoltà, soprattutto Toro. Vergine con delle risposte che arriveranno la settimana prossima ancora trepida, e Capricorno che ancora non si fida, ma deve fare un progetto che coinvolge terze persone, quindi deve guardarsi bene intorno. E detto ciò, tanti complimenti ancora a Paola Cortellesi e vi auguro un'ottima giornata. Grazie, buona giornata a te, ci vediamo domani mattina. Io passo velocemente la linea a Emanuela Corsi perché abbiamo qualcosa di interessante da fare vedere. Abbiamo qualche curiosità perché sono state assegnate le nuove stelle Michelin dalla famosa guida e ci sono 2 chef che sono entrati nell'Olimpo dei record perché hanno ottenuto la terza stella e sono... Spero di non sbagliare anche la pronuncia. Intanto i 2 ristoranti sono l'Atelier Mesmer di Brunico e poi Quattro Passi invece che si trova a Nerano. E allora, per la prima volta dal 1952 2 ristoranti conquistano il massimo titolo, premiati gli chef Norbert Niederkofler e Fabrizio Mellino. A Milano e Cuneo invece 2 bistellati partiti da 0. Questa era la pagina del Corriere della Sera, mentre invece andiamo su Repubblica, anche qui si parla di loro, l'alto atesino dei record del giovane campano, la strana coppia sul trono degli chef. In questo momento in Italia ci sono 13 ristoranti che hanno la terza stella, 40 che hanno le 2 stelle e 395 gli stellati in generale nel nostro paese. Non stiamo messi male, no, dai. La cucina italiana evidentemente viene premiata. Siamo quasi in chiusura, però prima ricordiamo cosa è accaduto il 15 novembre, siamo nel 1922, nasce Francesco Rosi, si spegne nel 2015, stiamo vedendo per l'appunto il maestro del cinema italiano, il suo sguardo acuto e raffinato ha esplorato i misteri, le piaghe d'Italia, inaugurando il genere politico con capolavori come Salvatore Giuliano e Le mani sulla città.
Il 15 novembre del 1933, a soli 21 anni, Giulio Einaudi fonda a Torino la celebre casa editrice che porta appunto il suo nome. Con autori di spicco come Cesare Pavese e Leone Ginsburg, Einaudi si afferma nel mondo della letteratura italiana. Il 15 novembre del 1958 nasce anche Tyrone Power, divo del cinema. Questa è una sua foto, fu uno dei primi sex symbol del grande schermo, amato dalle donne per l'incontestabile fascino, noto per essere il padre della cantante Romina Power. 2 anni dopo, il 15 novembre del 1960, va in onda la prima puntata della nuova trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, condotta dal maestro Manzi. Il programma insegnò a leggere e a scrivere a centinaia di migliaia di italiani. Ed è sempre il 15 novembre, ma del 1971, quando Intel lancia il primo microprocessore della storia. Dai PC alle pompe di benzina, dai cellulari agli elettrodomestici, quel minuscolo aggeggio diventa il cervello elettronico di ogni dispositivo d'uso quotidiano. E 4 anni dopo, nel 1975, si tiene in Francia il primo summit del gruppo dei 7, noto come appunto G7. Questo vertice coinvolge i ministri dell'economia delle 7 nazioni più ricche del mondo. Nel 1997 arriva anche l'ammissione della Russia, quindi diventa il G8. 15 novembre 1988, tema di grande attualità, l'autorità nazionale palestinese proclama la nascita dello Stato palestinese e riconosce contemporaneamente quello israeliano. Rimane irrisolta la questione della capitale, che de facto è Gaza, dove si svolge la vita politica del paese, e oggi sappiamo che cosa sta succedendo in quell'area dove ancora i conflitti non sono risolti. Era il 15 novembre del 2001, Microsoft lancia la sua console per videogiochi, la vediamo, la Xbox, entrando in competizione con il colosso della Sony, la PlayStation. Per concludere, 15 novembre del 1952 nasce Antonella Ruggero, eccola qui, interprete dalla voce straordinaria, nata a Genova, dove nel 1975 tra i fondatori del gruppo Mattia Bazar, con cui vende milioni di dischi in tutto il mondo, con loro incide brani che entrano nel repertorio classico della musica leggera italiana, da Stasera che sera e per un'ora d'amore, fino a quello che stiamo sentendo in sottofondo, che per l'appunto Ti sento. E noi ovviamente ci fermiamo qui con i Mattia Bazar, con la voce di Antonella Ruggero. L'appuntamento con Buongiorno Sicilia a domani. Grazie Emanuela. Grazie a te Angelo, buona giornata a tutti. A domani.